Il lavoro piange la sua prima vittima del 2016 a Venezia, un imprenditore edile di 48 anni scivolato da 4 metri di altezza da un edificio in ristrutturazione a Chioggia. Un campanello d'allarme, i dati 2015 sono infatti preoccupanti, con 23 incidenti mortali sul lavoro. Venezia è la seconda provincia veneta dopo Verona, l'edilizia è il settore più pericoloso. Purtroppo sembra non si riesca a imparare dall'esperienza. Siamo di fronte a un'incidenza in edilizia per caduta dall'alto, un lavoratore sopra i 45 anni, quindi di età avanzata, subappalto. Un incidente non è da escludere legato alla ripresa del settore. Probabilmente l'aumento è dovuto ad una ripresa in particolare nel settore delle costruzioni, che come sappiamo è quello dove c'è la maggiore incidenza di infortuni. Nel 2014 gli incidenti complessivi a Venezia erano stati 14. Preoccupano queste 9 morti bianche in più, un fenomeno su cui si deve intervenire al più presto. Le leve da mettere in moto sono diverse. Sicuramente anche i controlli, naturalmente, sicuramente la cultura della sicurezza, ma su tutti i livelli. Controlli e maggiore sensibilizzazione sono necessari per l'aumento della sicurezza su più livelli, da parte dei datori di lavoro e dei committenti, ma anche degli stessi addetti.